Sono molto soddisfatto, prima di tutto perché stiamo reggendo a livello difensivo, che vuol dire tutta la squadra, a livello difensivo, non solo i difensori ovviamente, e quindi quella è la cosa che mi fa più piacere, dove è una partita che abbiamo sofferto, però siamo stati lì a difendere come durante la settimana, che lavoriamo davvero molto su questo aspetto e dove siamo anche migliorati rispetto ai primi 2 mesi, appunto, che veniamo da diversi gol subiti. Sono soddisfatto ovviamente del risultato perché viene con ottima prestazione di carattere, soprattutto oggi di davvero carattere, testa e cuore. E poi ovvio viene il 3-0, prima vittoria in trasferta, quindi sono molto soddisfatto. Tratta dopo perché abbiamo tanti attaccanti, anzi c'è qualcuno che non è entrato, quindi come sono entrate bene le altre, è entrata anche bene Gina, ha fatto 4 gol al Como, 9 totali, quindi ovviamente stando una mano, ma come tutte quante, ma vorrei sottolineare l'ingresso di Fusini, Martina, che per noi è fondamentale, per lo spogliatoio, anche per la gestione di tutte le ragazze della parte tecnica, quindi sono contento e sono contente tutte le ragazze. E ho detto che siamo andati davanti con lo sconto diretto col Como, perché dopo l'andata abbiamo anche ribaltato questo risultato qua, ed è segno del miglioramento che stiamo facendo in questi mesi, quindi questa è una cosa importante. E la seconda cosa ho detto di dormire in questi 2 giorni, perché fra 3 giorni siamo già in campo in Coppa con l'Inter. E la prepareremo come al solito, come tutte le partite. Ci giochiamo il passaggio del turno in casa contro una squadra difficile, forte, ma per noi non è un problema. Noi stiamo pensando a noi, la crescita è evidente di tutta la squadra, lo staff sta lavorando alla grande e lo ringrazio per l'ennesima volta. E questa è la crescita che stiamo facendo e martedì ce la giocheremo in modo sereno, ma molto consapevoli che stiamo facendo una grande crescita. Ringrazio davvero tanto i tifosi, non ci mollano mai e sono molto contento, li ringrazio davvero tanto. Sono arrivati qua anche prima di noi allo stadio stamattina e li ringrazio davvero e li aspettiamo martedì alle 18, martedì sera, perché sarà un appuntamento importante. Sì, siamo tutti contenti della partita e il risultato. E, boh, no, abbiamo fatto una grande partita di squadra, siamo tutti insieme, è più importante. E, boh, il risultato è un po' forte, ma è bene, 3-0, la testa è bene, tutte le ragazze sono bene. Più importante è martedì per la Coppa adesso, anche la testa è libera per la partita.